Buongiorno bellissimi, giorno 50. Stanotte ho dormito benissimo e l'ospitalità francese per ora mi piace. Ripartiti! È stato molto bello veramente, sono contento di aver ricevuto l'ospitalità anche in Francia e che dire, ieri ho passato una bellissima serata con Bruno e Marie-France. Mi hanno raccontato che appunto loro vivono in Nuova Caledonia, che è vicino all'Australia, tra l'Australia e le Figi. Poi mi hanno dato un po' di consigli sulla strada da fare, mi hanno detto che qua vicino passa il cammino di San Giacomo, che è il cammino di Santiago, che si collega a quello spagnolo, quindi magari in certe tratte lo percorriamo. E poi mi hanno detto anche loro di fare molta attenzione quando arriverò più a sud-ovest, perché con questo caldo ci sono tantissimi incendi boschivi e sono molto pericolosi. Poi mi hanno fatto mangiare una pasta asciutta perché era in programma e non sapevano ci fosse un italiano a cena, ed effettivamente non era esattamente l'idea di pasta asciutta che abbiamo noi, però non importa, è il pensiero che conta. La cosa invece di cui vanno straorgogliosi è il formaggio, e avevo già capito che in Francia si mangia tanto formaggio, però erano veramente orgogliosi, fieri di farmi assaggiare tutti i formaggi che avevano. Ho mangiato 7 tipi diversi di formaggio, tra cui anche un buonissimo camembert, che è un po' come il gorgonzola, un po' più forte forse e più morbido. Mi è piaciuto tantissimo. E poi niente, ho dormito benissimo. Stamattina abbiamo fatto colazione insieme. Ho regalato anche a loro un pezzettino di camicia e adesso sono ripartito. Prima destinazione George. Non mi ricordo neanche come si pronunci, me l'hanno detto 7 volte. Thank you very much. Bye bye. Eccoci qua. Bruno mi ha spiegato che questi simboli, questi colori bianco e rosso, che sembrano quelli del CAI in Italia, segnano questo percorso di San Giacomo in Spagna. Sì, in Francia. Beh, Lucky Calais. Ah, e guardate qua, questa indica che dobbiamo girare a sinistra. E effettivamente anche la mia app mi indicava questa direzione, quindi è perfetto. Ho rincontrato Bruno e Marie-France e ho avuto giusto la possibilità di chiedere loro come si pronuncia bene il nome di questo paese, che è Georges. Quindi la CH si legge a quanto pare sh, almeno in questo caso. E mi hanno fatto fare un piccolo giro del paese, poi ci siamo salutati di nuovo. Adesso proseguiamo. Penso che camminerò fino all'1 circa, finché non fa proprio caldo, e poi magari ci fermiamo 2 orette, 2-3 ore. L'abbiamo ritrovato. Non ho visto il simboletto bianco e rosso, ma credo che sia questo il percorso. O meglio, ah, eccolo! Vedete quel monte che spunta proprio adesso dagli alberi? Quello si chiama il cappello di Napoleone, perché a quanto pare ha la forma del cappello di Napoleone. Boom! È mezzogiorno e sono in mezzo ai campi e sto pensando se fermarmi già da qualche parte a mangiare o se provare ad andare avanti fino al primo paese, così magari metto anche in carica la powerbank, che stanotte non ho caricato perché sono pirla, però sono abbastanza tranquillo perché ho visto che nell'arco dei giorni riesco a gestire bene la cosa. Boom! Questo è proprio il simbolo del Cammino di Santiago. E questo è il GR che vi dicevo, che è un percorso bla bla bla. Quindi senza saperlo siamo già cascati nel Cammino di Santiago, che in realtà qui è Saint-Jacques. È mezzogiorno e mezzo e dovrei uscire da questa bella ombretta per fare quella strada soleggiata lì. Mi sa che mi fermo proprio qua per fare la pausa pranzo, in questo praticello. Mi spiace non avere un telo o un asciugamano o qualcosa da mettere a terra, però mi sa che passeremo qua almeno 3 ore. Ci sono dei camoscini. Che carini! Ho trovato una soluzione interessante usando il sottotelo della tenda, così adesso possiamo farci anche un riposino. Buon appetito!
Ah, è arrivato il sole. Il sole. Lodate il sole. No, niente. Adesso ci spostiamo. Cosa avevo detto? Che ci saremmo fermati fino alle 4. Citazione, chi mi sa dire di cosa vince 100 lire del Monopoli. Comunque non sono capace di stare fermo, quindi adesso ripartiamo sotto il sole. Chissà come se la passa Nazzaro con questo caldo. So che lui sta percorrendo la costa francese, non come me, la parte dei monti più interna. Chissà se lo rincrociamo in futuro. E comunque anche oggi ho quasi finito l'acqua. C'è una mancanza di fontane in questi posti e il percorso si fa interessante. Chi è che ha avuto questa pessima idea? Ok, non ho intenzione di berla, però è all'ombra e sembra fresca. Adesso ci sediamo nell'acqua e ci idratiamo così. Che spettacolo! Questo ci voleva proprio. Adesso facciamo un po' di editing nell'acqua. Comunque questo fiumiciattolo è pieno di gamberetti di fiume. Mi fanno un sacco il solletico ai piedi. Però io sapevo che se ci sono i gamberetti di fiume vuol dire che l'acqua è pulita. No, non me la rischio lo stesso. Troverò una fontana però poi adesso mi sono ben rinfrescato, idratato. Adesso continuiamo. Sono quasi le 4 e si riparte. Merci beaucoup. 4:30, ormai abbiamo superato la barriera dell'acqua. Non ci sono problemi, la posso domandare alla prima casa che mi passa davanti. Ho fatto il pieno e sono molto più tranquillo e sereno adesso. Vedo una bella nube in arrivo. Anche oggi abbiamo una sventagliata di pioggia, mi sono un attimo riparato. Ok, ripartiamo, vediamo se la becchiamo in pieno, se non altro fa un po' più di freschetto. E sono le 6:30 e inizio ad essere stanco, adesso penso che andrò addirittura d'arrivo alla ricerca di un posto dove mettere la tenda, magari un po' riparato se stanotte piove. Ho finito nuovamente l'acqua, laggiù si sta scaricando per bene, però mi ha superato, no non è vero. In compenso ho speso 4,80 € per un litro d'acqua e un melone. Anche per stanotte abbiamo un riparo. Il cielo sta diventando parecchio nero e c'è anche un bel venticello, quindi mi sa che anche se il meteo non l'aveva previsto ci sarà un bel temporalone. E allora ho visto questa tettoia, ho domandato alle persone che erano in giardino se potevo metterci la tenda e mi hanno risposto gentilmente di sì, quindi abbiamo un posticino. Tac, arrivo. Ormai sei innamorato. O innamorata. Buongiorno bellissimi, giorno 51. Eccoci, è il 19 luglio, 51esimo giorno in viaggio, sono arrivato a Tallard in Francia, c'è un caldo della Madonna e ieri ho capito che camminare tra le 2 e le 4 è una follia e ho rischiato veramente un'insolazione, quindi oggi credo che dopo la pausetta al bar che ho fatto adesso per ricaricare un po' la power bank e fare una bella colazione camminerò fino a mezzogiorno, forse l'1, poi mi fermo tutto il resto del pomeriggio e riparto magari la sera alle 5, che se no è veramente allucinante. E oggi continuiamo direzione Avignon, so che passerò un paese di nome La Sauce,
però non so se ci sono supermercati o alimentari o neanche ristorantini, quindi ho preso un due cibare, ho ancora il melone di ieri e quindi quando è luna troviamo un posto all'ombra e ci fermiamo. Questi paesini della Francia mi piacciono molto, adoro questi scuretti colorati color pastello, non so, sono molto romantici. A piccolo aggiornamento sui miei dolori vari, la schiena va un po' meglio perché faccio stretching tutti i giorni e lo faccio a lungo, però mi è venuta una bolla di una vescica sul mignolo, una bollicina proprio strana. Spero che non dia troppo fastidio, perché più che altro ho paura di camminare storto e di creare altri problemi. E non mi ricordo se ve l'ho raccontato, ma stanotte che ho dormito sotto quella tettoia ho domandato in francese se potevo mettere la tenda. Ho imparato a dire "Puis-je mettre la tente ici, s'il vous plaît?" E ha funzionato, sono stati gentili, mi hanno anche portato dell'acqua fresca e mi hanno detto che potevo mangiare quante pesche volevo. Oggi mi sa che cammineremo un bel po' sull'asfalto, però la coppia che mi ha ospitato l'altro ieri mi hanno detto che c'è un'autostrada che è stata costruita da non molto e che sposta la maggior parte del traffico lì. Sono le 11:10 e abbiamo fatto già 10 km. Abbiamo fatto 10 km. Ho trovato questa bella panchina all'ombra sotto la chiesa di La Sus, penso che si dica così, e penso che resteremo qua fino alle 4-5 di questo pomeriggio. Ho visto che c'è anche un baretto, quindi magari tra un po' ci spostiamo là, beviamo qualcosa tipo una noisette, un macchiato e ricarichiamo un po' le powerbank. Però oggi non rischio di camminare sotto il sole come ieri. Ieri sono stato proprio male poi. Sono le 5 e ancora non mi sono spostato da questo paese, fa un caldo, sono più di 35 gradi. E allora ho pensato, vabbè, mangio qua, ceno con qualcosa dato che poi non incontrerò altri paesi, bevo un po' d'acqua, mi riempio le borracce e poi riparto verso le 6-7. Tanto in 2-3 ore dovremo fare gli ultimi 10-15 km che ci mancano. E poi camminiamo col fresco. Ore 18, ripartiamo da quella che penso si pronunci La Sols e andiamo in direzione di Ventavol. Sono 11 km, cercherò di farli in 2 orette, quindi andando a un'andatura veloce, così da sforzare un po' di più le gambe e di meno la schiena, che è quella che sta soffrendo di più in questi giorni. Sì, nella lunga pausa ho anche fatto un improvement al nostro bastone, ci ho scolpito la conchiglia del cammino. Che spettacolo, mi sa che la giornata finisce in questa strada che è lunghissima, segue questo canale che si chiama EDF, non so cosa voglia dire, e non c'è nessuno. E quando ci stufiamo ci piazziamo sulla destra nel boschetto e siamo a posto. Inoltre oggi ho fatto ben 2 acquisti, ho ordinato un pannello solare come quello di Nazario, perché a lui funziona, il mio no, quindi forse è il pannello a sto punto, non le powerbank. E una borraccia filtrante, perché ho un sacco di problemi di acqua, sono sempre che la finisco, però ci sono fonti d'acqua, solo che non è pulita. Quindi con questa borraccia posso raccoglierla anche da un canale, da un fiume, e la filtra in automatico. Anche perché se vado avanti a comprare bottigliette da 1 euro ogni mezzo litro, finisce che spendo molto di più che non a comprare la borraccia. Oltre a essere anche molto più inquinante, buttare via 1000 bottigliette di plastica. Comunque camminare a quest'ora è tutta un'altra cosa, mamma mia, mai più camminare alle 2. C'è giusto una nuvoletta davanti al sole che è il top. E guardate là davanti che belle le sagome delle montagne, affascinanti. L'unica pecca in questa situazione è che mi è venuta una vescica al mignolo del piede, perché in questi giorni sto usando tanto le scarpe nuove, cercando di abituare i piedi, però a quanto pare il mignolo destro in qualche modo è schiacciato e si è creata una bella bollicina. Ok, il piano di buttarmi a destra nel boschetto sta un po' fallendo, non penso di mettermi tra i meleti, però è ancora presto, continuiamo. Sono un po' tentato di piazzarmi sotto a questa tettoia, così
Sembra una casa abbastanza disabitata. Boh, siamo così imbucati che credo che veramente non passi nessuno di qua. E se passano chiedo se posso. Anche perché qualcuno mi ha detto che stanotte piove, ma mi sembra strano. Ok, ho deciso che farò così. Sono le 8 adesso. Starò qua seduta in bella mostra per almeno 2 ore facendo video e mangiando il melone. E poi se alle 10 non è passato nessuno e nessuno mi ha detto niente, allora mettiamo la tenda e domani mattina sgomberiamo presto. E questa è le bollicine che vi dicevo sul mignolo. A parte che mi si è rotto anche la pelle dove sentivo male quando ero con Nazario, vi ricordate? Poi ho tirato la pellicina e sono andato un po' troppo in giù. Però in realtà non mi fa male. L'unico problema è proprio questo qua, che fa male. Non so se dovrei bucarlo, se c'è del liquido. Ha tipo una forma strana, sembra una cresta. Perché schiacciandosi così spinge tutto quanto verso lì. Boh. Lo buchiamo. Aghi, coltello, accendino, acqua, cerotti, melone, abbiamo tutto. Ok, sono le 10 passate e l'unica cosa che è venuta a farmi visita è questa ranocchia gigantesca. Guardatelo, è grossissimo. Questo è Michelangelo. Quindi ho piazzato la tenda, come vedete non c'è anima viva. Che dire? Bonne nuit.